Voi non ascoltate quando parlo e questo è un vizio assurdo. Voi dite che sono meno di voi e aspettate che io vi creda. Voi dite che sono meno amato. Sì, lo sono. Pazienza. Io prendo tempo, alzo gli occhi e vi dono un sorriso. Disabilità. Diversamente abile, che brutte parole. Bisogna combattere. E ricordatevi sempre che handicappato, da handicap, giusto? È colui che si gira dall'altra parte, perché non vuol vedere, perché ha paura per la luce del giorno, perché non vuol sentire e ancora di più, perché ha paura di guardarsi allo specchio. Tanti gli apprezzamenti arrivati all'anteprima del film di Francesco La Rosa, Strade strette, un'opera con la quale il regista La Rosa ha alzato i toni su tematiche sociali forti, il sostegno ai disabili, il maltrattamento sulle donne e la rivincita dell'uomo. Ho deciso di rivolgere i riflettori su delle tematiche fondamentali che mi stanno a cuore. Magari oggi se ne parla ma non mai abbastanza, o se se ne parla non si fa mai nulla, e quindi ho trovato l'apporto di tutti, abbiamo fatto squadra, c'è stato molto ma molto entusiasmo per creare qualcosa di bello, unico. Mi stava a cuore, lo dovevo fare, mi sentivo di farlo, e così dopo 1 anno e mezzo di riprese ho finalizzato il tutto per donarlo al pubblico. Grazie di vero cuore per chi ha creduto a Francesco La Rosa e chi sa di aver fatto magari qualche cosa di piccolo, ma che per il sottoscritto rappresenta tanto. Grazie a tutti. Hanno partecipato gli artisti siciliani, artisti, giornalisti, attori, cabarettisti, anche di livello nazionale, tutti insieme per un unico scopo: dare un segnale forte e chiaro alla società. Nessuno ha percepito compensi, tutti hanno donato un po' della loro arte e Francesco La Rosa ha saputo assemblare il tutto in un connubio unico. Le riprese sono durate anche 1 anno e mezzo, girato a Catania e provincia. La durata del film è di 165 minuti e la produzione indipendente. Un'onorificenza arrivata da New York da parte dell'Associazione Culturale Americana Italia America, Rapporti Italiani in America. A insignire il regista catanese e la professoressa giornalista Josephine Maietta, che cura da anni i rapporti con le maggiori istituzioni statunitensi. Il film integrale parteciperà prossimamente ai vari concorsi cinematografici nazionali e internazionali. Nel cast proprio tutti, con la partecipazione straordinaria di Albano Carrisi. Sinossi del film in italiano, commedia drammatico-sentimentale: in una comunità la parola di un parroco spinge i suoi concittadini a ribellarsi al triste destino, a trovare a tutti i costi il coraggio di opporsi. Vi sono 2 tematiche sociali forti come il maltrattamento sulle donne e il sostegno al disabile. Tutto gira attorno all'uomo, alla storia d'amore tra 2 adolescenti ostacolata dalle famiglie e la rivincita dell'uomo che da orco si convertirà al bene.